Salut a tutti, secondo giorno di campa qui in da Bievi di Rogna. Oggi ma parla religione, ma parla di Amaona di Bancheraccia. Siamo in da Agapela, dunque di Bancheraccia con Clément Giacobi, che ce la parla di Astoria e di tradizione. RCFM e Campa Qui. Allora, la storia Maun è questa. Si passava l'annata 1800, una sidella di 13-14 anni era partita con la sua mamma a farsi appena qualche legna, una tastirughe, non riusciva a capire attualmente. E a mamma è partita appena più lontano e a sidella eravamo mese agosto, a sidella ha cominciato a piangere, a accusare, a sede, a sede, e ecco apparizione della Vergine Maria che dice a Mosidella l'acqua da trovare ed un gesto magico di Geragno ha fatto di una pietra con il suo ovido una forza, un tovone e l'acqua è sortita. A Sidella a Bedo ha detto a Guardia riparò il paese e la Vergine l'ha detto a Mosidella dice lei a Pancaracesi all'abitante del paese, poi adesso da mica detto un nome, l'abitante che gli facciano una cappella qui, perché oggi c'è stato un miracolo, l'apparizione della Vergine. Ma Sidella ha detto, ma non mi cagre tutta sta storia, ha detto, sta attenta, da qui a un anno sarei morta. Sidella è partita, è giunta al paese, la conto, e i paesani, questa è già stata trasmessa dall'anziani, l'hanno pigliata appena per malato, che lei aveva o che la parlava. Ha detto, voilà, così e così, ma ho paruto a fare. O capo un anno, giorno per giorno, a sedere morta. E c'è questi che entro il paese hanno provato un affare e hanno costruito, hanno fatto un principio la costruzione di una cappella. A festa dell'8 settembre. Allora, la tradizione c'è un 7 sera di notte a 8 ore, non c'è la mezzanotte, ma cambiamo tutto di questo mondo. A 8 ore c'è una processione che parte dal paese, puliamo a Santa, a Maunna, a Statua a Maunna, in processione di notte a cappella, c'è una messa, un indomani, l'8 settembre, dei giorni, dipende. Siente liberi e tutti, i bridi, i pesche e tutto. C'è una grande messa e a sera, a 5 ore, a 17 ore, rifaremo a statua di Madonna della chiesa parrocchiana. E fatto strano, speciale a Pancaraccia, sono le onne che rifanano, che collano e che fanno la statua di Madonna. Di particolare abbiamo conoscenza a Pancaraccia, sono le onne che facciano viaggio a Cullera e a Falera. E dopo 5 ore c'è una distribuzione di frigetti che sono stati venuti ai preti o da un vescovo, dipende da quello che c'è la distribuzione della popolazione in piazza della chiesa, ecco. Ma non è mica solamente i giorni di lutto a Mauna di Pancaraccia, tutto tempo. Da settembre, ottobre, se lo faceva uno sicuramente, aveva tempo, c'è gente che vengono da Porto Vecchio, da Proprietà, da Aiaccio, appena in luogo, ma vengono quando non c'è più calmo, dice Radio, passano una giornata qui, se il tempo lo permette, e c'è poi non mica contare, perché non siamo mica sempre tanto luogo, ma c'è centinaia di persone che ti fileggiano di bene, a 3-4 coppie, va bene, e c'è di più a stadina gente che viene in vacanza, che sono attirati a questo luogo. Et demain, nous irons à Pigorti-Ligadio pour retrouver un artisan, un traiteur, Jean-Noël Corazzini, qui nous accueillera dans son laboratoire. À demain pour notre troisième étape des Campa Cuits dans la Pieve de Rogne. RCFM e Campa Qui.